Pace del Signore a tutti, buonasera, io voglio invitarvi a alzarvi in piedi in questo momento per cominciare il nostro culto. Siete felici di essere qua questa sera nella casa del Signore? Amen. Io credo che Dio questa sera voglia fare qualcosa di nuovo nelle nostre vite. Se tu hai questa stessa fede e questo stesso desiderio, io ti invito a pregare con me in questo momento. Prega con un cuore sincero a Dio. Forse oggi non hai ancora fatto la tua preghiera, ma io in questo momento ti invito, se vuoi chiudi i tuoi occhi, sentiti libero, alza le tue mani, fai come ti senti meglio quando preghi al Signore e fai questa preghiera chiedendo: Dio, questa sera manifestati veramente nella mia vita. Dio, questa sera fai qualcosa di nuovo in me. Forse è da tanto tempo che non senti la presenza di Dio, forse è da tanto tempo che non senti questo agire, questo muovere dello Spirito Santo. E io ti invito questa sera, prova a mettere Dio alla prova e a fare una preghiera sincera per vedere se Dio non risponderà a questa preghiera, facendoti sentire qualcosa di nuovo, qualcosa che forse avevi dimenticato, qualcosa di forte nella tua vita che possa cambiare e trasformare veramente la tua esistenza da qua in avanti. Io ti invito a fare questa preghiera, chiudi i tuoi occhi e parla con il tuo papà. Padre, nel nome di Gesù, siamo qua questa sera, Signore, per iniziare un culto a te, Dio, un culto di adorazione, un culto di lode, un culto in cui tu sarai il centro, un culto in cui noi desideriamo sentire la tua presenza nei nostri cuori. Per questo io ti chiedo, Padre, fin dalla prima lode, fin già da questa preghiera, che il tuo Spirito possa cominciare a muoversi in un modo nuovo in mezzo a questo luogo e nel cuore di ogni persona qua presente. Che tu, Dio, possa venire a darci nuovi stimoli, nuova vita, Signore. Che tu possa venire a compiere un miracolo nelle nostre vite. Dove c'è una valle di ossa secche, Signore, che tu possa essere la resurrezione. Dove c'è pianto e tristezza, che tu possa essere la gioia. Dove c'è desiderio della tua presenza, che tu venga a riempirci, Signore, con il tuo Spirito. Vieni, Signore, a compiere il tuo agire in mezzo a noi questa sera. Noi ti preghiamo per questo e già ti benediciamo, alzando a te la nostra migliore adorazione. Padre, nel nome di Gesù, benedici questa serata, questo culto e ogni tuo figlio e figlia qua presente. Amen. Alleluia. Chi crede nella potenza del Signore? Io credo che il Signore è grande e in questo tempo che stiamo vivendo oggi, tempo di afflizione, tempo di angoscia, ma il Signore non ci abbandona mai. Il Signore è sempre con noi. Possiamo essere perseguitati ma abbandonati mai, abbattuti ma non distrutti. Il Signore è con noi, il Signore è con noi, io credo così. Pressati ma non siamo crollati, perplessi ma non siamo disperati, siamo ancora in piedi, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui
siamo ancora in piedi. Perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo perfetti, siamo ancora in piedi. Canti insieme! La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove. Nazione Santa, noi siamo la Chiesa, viviamo perfetti, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua chiesa, il Colosseo non fermò la sua chiesa, i leoni non fermarono la chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci noi siamo la Chiesa, viviamo perfetti, siamo ancora in piedi. Alleluia, Spirito Santo.
che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo, posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. In te cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. In te cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Santo, santo, santo. Cantiamo não temo le onde. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, Vittorioso. vittorioso nella battaglia, Não temerá. non temerò il male, Não temo le onde. non temo le onde
Adesso che tu hai dichiarato che non temi le onde della tempesta che vengono nella tua vita. La paura, Gesù distrugge la nostra paura. Gesù distrugge, è capace di distruggere la tua paura questa sera. Eu non so paura di cosa tu hai, ma noi abbiamo dichiarato che noi non abbiamo più paura perché Gesù può distruggere la nostra paura. E questa canzone che noi canteremo adesso è una canzone profetica. Noi chiederemo al Signore che erudisca su questa nazione, che fermi questa guerra, che liberi il suo popolo. Noi dichiareremo come profeta di questa nazione. Se tu non sei posizionato ancora come profeta di questa nazione, il Signore ti invita a posizionarti come profeta di questa nazione. Se tu non parlare, se tu non alzare la tua voce, chi farà questo? Se tu non dichiarare con la tua voce, chi farà? Forse tu pensi è solo una preghiera in più, è solo una voce in più. No, è un soldato in più che Dio ti chiama a rialzare. È un soldato in più che Dio chiama a rialzare. E se tu pensi che è solo una voce, tu ti stai ingannando. È un soldato in meno che sta andando alla guerra. Il Signore ti invita ad alzare la tua voce come un soldato e posizionato alla sua presenza. In eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare. Ricorda, la tua voce è una voce profetica. Ruggisca il leone e la terra trema. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla di Gesù sopra il trono di giustizia, in eterno regnerà il l'uomo più importante, lui ama la
la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. I discendenti di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. I discendenti di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. E rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Dichiareremo che si apre i cieli. Si apra i cieli, venga il tuo regno. Alza la tua voce. Venga il che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. E si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio. Si pedimos, Jesus irá, e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá.
soprannaturale. Io credo che tu sei qui, Dio, che tu sei qui, Dio, che tu sei qui. Io credo che tu sei qui. Io credo che tu sei qui, che tu sei qui. Spirito Santo, io ti invito in questo momento ad alzare i bambini, alzatevi bambini. Voi siete i guerrieri di questa generazione che Dio sta chiamando ad alzarvi. Io chiedo di pregare uno per gli altri, pregate uno per gli altri, cominciate a pregare uno per gli altri. Se tu vedi una persona vicino a te, prega per questa persona. Prega per questa persona. Tu sei una voce in questo momento profetica in questo luogo. Tu sei una voce profetica in questo luogo. Il Signore dice basta di avere paura, basta di essere timidi, basta di essere pigri. È il tempo che noi ci rialziamo come guerrieri in questa generazione. In questa generazione il Signore dice basta di essere pigri, basta di essere timidi. Il Signore ci ha chiamato per qualcosa di più grande che guardare. Il Signore ci ha chiamato per qualcosa di più grande che guardare. Il Signore ci ha chiamato per qualcosa di più grande che soltanto guardare. Il Signore ci ha chiamato per qualcosa di molto più grande che soltanto guardare. Il Signore non vuole spettatori. Il Signore non vuole moltitudine. Il Signore vuole guerrieri. Il Signore non vuole spettatori. Il Signore non vuole moltitudini. Il Signore vuole guerrieri. Coloro che si veda in mezzo alla moltitudine. Coloro che si alzano con voci potenti e con voci senza paura, e che non lasci che le parole che dicono il mondo che distrugga la potenza che Dio ha messo nella sua chiesa. Dio non vuole che la voce del mondo distrugga la potenza che c'è dentro la sua chiesa. Dio non vuole spettatori, Dio vuole guerrieri, perché la parola di Dio dice che il Signore dell'esercito è con noi. E se il Signore dell'esercito è con noi dobbiamo posizionarci come guerrieri, come guerrieri, come guerrieri. Padre, nel nome di Gesù, Padre, noi dichiariamo una chiesa senza paura, noi dichiariamo una chiesa senza timidezza, noi dichiariamo una chiesa, Signore, che non si nasconde, Signore, dietro a un telefono. Noi dichiariamo una chiesa, Signore, che non vuole essere spettatori, Signore. Noi dichiariamo una chiesa, Signore, che pensi che la sua voce è importante in questo tempo. Noi dichiariamo una chiesa che si alzi come aquila, che abbia una visione del soprannaturale che il Signore vuole fare. Noi dichiariamo una chiesa che sappia la potenza che c'è nella sua voce. Noi dichiariamo una chiesa, Signore, che cambi questa città, che cambi questa città. Noi dichiariamo bambini pieni del tuo Spirito Santo. Noi dichiariamo bambini pieni della tua potenza. Noi dichiariamo una lode che guarisce. Noi dichiariamo danza e balli che guariscono. Noi dichiariamo, Signore. Noi dichiariamo, Signore. Noi dichiariamo, Padre. Noi dichiariamo, Signore, una chiesa guarita. Nel nome di Gesù. 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 È nel tuo nome, Signore. È nel tuo nome. Nel tuo nome, Padre. È nel tuo nome, Signore. E noi ci alziamo questa notte. È nel tuo nome, Signore. Signore, sveglia coloro che dormono, Signore. Sveglia, Padre, sveglia, sveglia. Sveglia, apri la nostra visione del soprannaturale, Signore. Qualsiasi cosa, Signore. Qualsiasi cosa noi dobbiamo vedere, perché noi possiamo essere svegliati dal tuo Spirito Santo, Signore. Io credo, Signore, io ti chiedo questa notte, Signore, che la nostra visione, che la nostra mente
possano essere aperte questa sera, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, 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 nel nome di Gesù. Possiamo fare un grande applauso al nostro Signore, ma un applauso forte, più forte, perché Lui è degno di ogni nostra lode e adorazione. Il meglio che tu possa dare questa sera a Dio, tu sei libero di darlo. Amen. Dio è qua, Dio è presente in mezzo a noi, Dio è reale, è vivo in mezzo a noi. Che questa presenza possa riempirti il cuore questa sera, che tu possa uscire di qua con questa gioia che stai cantando, con questa gioia che stai sentendo. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. Abbiamo qualche avviso da dare. Come sempre, ogni settimana ricordiamo i nostri culti in casa, il mercoledì sera, la nostra sala di intercessione il sabato sera, sempre alle 7:30. E una novità di oggi negli avvisi è il corso Seguitemi, che sono chiuse le iscrizioni, quindi tutti coloro che si sono iscritti possono dare gloria a Dio perché ce l'hanno fatta, iscriversi in tempo. Chi non ce l'ha fatta, qui il banner dice iscrizioni aperte, ma non è vero, iscrizioni erano aperte ma sono finite. Tu che sei iscritto sai che hai un appuntamento mercoledì 18, questo mercoledì qua in chiesa alle ore 8 di sera. Ci sarà con noi il pastore Paolo Pereira a ministrare la prima lezione del nostro corso. Tutti gli altri, mi dispiace tanto per voi, quando ci sarà una nuova chiamata vi faremo sapere per il prossimo corso. Ok, abbiamo da passare un video. Ciao bambini! Noi vogliamo invitarti al culto dei bambini domenica! Ci saranno giochi, preghiere e lode, tante belle cose! Vieni bambini! Domani pomeriggio i nostri bambini, i nostri kids e pre-teens già lo sanno, i genitori spero che lo sappiano meglio di loro perché li devono portare qua, ma domani pomeriggio alle 3:30 ci sarà il nostro primo fusion dei bambini, kids e pre-teens. Altro video, altro regalo. Fusion. Ormai dovete saperlo tutti, ma questo appuntamento non è per tutti, è per i nostri giovani e i nostri teens. Il resto della Chiesa non c'è necessità che venga, l'incontro è proprio per i giovani e per i teens. Ovviamente i genitori dei teens sono benvenuti a portare qua i loro figli alle 9, scusate, di mattina e dopo a andare via, però non restate qua, l'incontro è per i giovani e per i teens, quindi il 1° novembre ci sarà ancora modo
di presentarlo e di ricordarvelo, ci sarà il nostro Fusion dei giovani e teens. Ok, penso che abbiamo già finito gli avvisi di oggi, vero? Grazie mille. Vi invito a alzarvi in piedi. In questo momento faremo la parte delle decime e delle offerte, però voglio invitarvi un attimo a prestarmi attenzione. Abbiamo seguito nel corso delle ultime settimane, dell'ultima settimana più che altro, le vicende di un nostro gruppo di amici della Chiesa Apostolica della Restaurazione, no? Di Peschiera. Abbiamo mandato i vari aggiornamenti sul gruppo della Chiesa perché, come molti di voi già sanno, questo gruppo era in visita turistica nella Terra Santa, in Israele, e proprio il giorno che dovevano partire per ritornare qua, era sabato scorso, è scoppiata la guerra. Sono rimasti bloccati a Gerusalemme, non sono potuti venire qua con l'aereo e hanno passato non ore ma giorni di terrore. Gli siamo stati vicini con preghiere, abbiamo parlato con loro per messaggio, per chiamate, e grazie a Dio sono riusciti a tornare più o meno a metà di questa settimana. Il problema cos'è? Che per tornare hanno dovuto comprare degli altri biglietti. Questa era una comitiva di 38 persone tra adulti e bambini, e il prezzo dei nuovi biglietti è stato di circa 13.000 euro, tantissimo. Insieme alle altre chiese di Verona abbiamo un gruppo di chiese amiche con cui abbiamo vari rapporti e relazioni. Abbiamo deciso in questa serata, tutte le chiese, tra oggi e domani che è il culto, di poter innalzare un'offerta per aiutare questa chiesa che ha tutti questi soldi da pagare per i biglietti. Per questo motivo io in questo momento ti invito a decidere in cuor tuo quello che vuoi fare. Nessuno è costretto a fare niente. Adesso faremo il momento delle decime delle offerte. Tu che hai portato la tua decima, come sempre sei benvenuto a portarla. Ci sarà la missionaria Katia là dietro col POS per il bancomat. Tu che vuoi dare la tua decima così. Tu che vuoi dare la tua offerta alla Chiesa, come sempre sei libero di portarla, anche quella puoi farla col POS, col bancomat, con la carta qua. Tu che invece vuoi dare un'offerta per questa Chiesa che appunto ha tutte queste spese da pagare, ci sono delle buste là dietro vicino alla porta d'entrata. Io ti invito a prendere una di queste buste, a scrivere sopra offerta per Chiesa Apostolica, qualcosa che insomma si capisca che è per loro, e poi portarla qua. Noi alla fine le tesoriere divideranno questa offerta e faremo un bonifico a questa chiesa insieme a tutte le altre chiese per aiutarla appunto in queste spese che devono sostenere. Io penso che vivere l'uno in Cristo, no? Che tanto predichiamo, non sia qualcosa che debba restringersi a noi che siamo qua presenti in questa sala. L'uno in Cristo è un comandamento per tutte le chiese di Dio, e credo che facendo questo piccolo gesto, per quanto poco noi possiamo aiutarli, possa essere un grande peso di gloria, come ci dice Paolo, per qualcosa che vale l'eternità. Quindi io ti invito in questo momento a prendere la tua decima, la tua offerta. Tu che vuoi dare la tua decima, vuoi dare la tua offerta a questa chiesa, vuoi dare la tua offerta a quella chiesa, liberissimo di farlo, nessuno te lo impedisce. Ma quello che tu hai nel cuore di fare questa sera, sono sicuro che Dio lo riceverà con gioia, perché Dio ama un donatore gioioso. Amen. Facciamo una preghiera allora per consacrare le nostre decime, le nostre offerte al Signore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi portiamo a Te questa nostra forma di adorazione, di riconoscimento, Signore, che sono le nostre decime, le nostre offerte, le primizie, Signore, quello che Tu ci hai permesso di portare a casa nell'aspetto finanziario, e che oggi noi, Signore, vogliamo ridare in piccola parte a Te, riconoscendo che tutto ciò che abbiamo viene da Te. Per questo, Padre, io ti chiedo di consacrare queste offerte, queste decime, con questa adorazione, che possa salire a Te, Dio, come un profumo soave, a Te gradito. E allo stesso modo, Dio, io ti chiedo che Tu possa benedire, Signore, queste offerte, che siano usate al meglio per la Tua opera, Signore, che sia in questa Chiesa o dai nostri amici della Chiesa Apostolica. Io ti chiedo anche di benedire ogni famiglia qua presente, Dio, che Tu possa portare la Tua presenza prima di tutto e tutte le Tue migliori benedizioni su ogni casa qua rappresentata.
Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. De quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer, tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Possiamo sederci? Amen. Passiamo al ministero della parola. Vamos passar para o mistério da palavra. Più tardi avremo una bella festa, mi sembra. Hoje vamos ter uma belíssima festa. C'è chi dice che chi compie gli anni nella stessa settimana in cui io compio gli anni Diz que quem faz aniversário na mesma semana que eu faço aniversário è troppo sfortunato, no? é sem sorte. Perché il suo compleanno è oscurato dal mio compleanno. O seu aniversário é coberto pelo meu aniversário. Ma in realtà non è vero. Na realidade não é verdade. Adesso Vinicius e Pietro che hanno compiuto gli anni questa settimana sono andati di là. Mas na realidade o Vinícius e Pietro, que eles completaram o ano essa semana, foram para lá. Ma in realtà loro sono i più fortunati di tutti quanti voi. Na realidade eles são os mais sortudos de todos vocês. Perché chi di voi riceve una festa in chiesa il giorno del suo compleanno? Porque quem de vocês recebe uma festa na igreja no dia do seu aniversário? Nessuno di voi, soltanto loro. Quindi E in ninguém realtà de sono i vocês. più fortunati. Somente eles, porque eles são os mais sortudos. Amen. Allora, vi invito a aprire le vostre Bibbie che sono certo abbiate con voi. Abre as vossas Bíblias, que eu tenho certeza que vocês estão com ela. Nel libro dei Salmi, Salmos, il Salmo 92. Salmos 92. Dice così, Assim diz, versetto 1. versículo 1, Salmo, Salmos, canto per il giorno del sabato. È proprio adatto alla giornata di oggi. cântico para o dia de sábado. È bello celebrare il Signore
e cantare le tue lodi, o Altissimo. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amen. Amém? Padre, nel nome di Gesù, in questo momento ascolteremo, Signore, ciò che è la tua parola. E io ti chiedo, Dio, che tu possa toccare i nostri cuori, che tu possa modellare, Signore, le nostre menti, farci intendere un modo diverso, Signore, di vivere la nostra vita cristiana. Benedici, Signore, ogni persona qua presente, perdona per ogni cosa a me, Andrea, in questi ruoli che avremo in questo momento, affinché il tuo Spirito possa fluire attraverso di noi, arrivare ad ogni anima presente in questo luogo, Signore. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Bene, abbiamo letto il Salmo 92, versetto 1, Nós vemos o Salmo 92, versículo 1, che è il testo di partenza di questa predica, que é o texto que nós usamos para partir dessa pregação. ma adesso voglio andare a leggere con voi alcuni versetti dal libro di Genesi. Mas eu gostaria de ler com vocês alguns versículos do livro de Gênesis. Genesi, capitolo 22, Gênesis capítulo 22, dal versetto 2 in avanti. do versículo 2 em diante. Dice così: E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé 2 suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, e io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e 2 insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Lì Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Fino a qua. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os 2 iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, esse edificou o altar e arrumou a lenha. Depois arrumou o seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Amen. Molti di noi conoscono questa storia, no? Muitos de nós conhecem essa história. Dio chiede ad Abramo Deus pede a Abraão di sacrificare suo figlio de per lui. sacrificar seu filho para ele. Questa situazione Essa situação è chiaramente una prova di fede é claramente uma prova de fé che Dio chiede ad Abramo. que Deus pede a Abraão. Non solo di fede, ma proprio di fedeltà di Abramo verso Dio. Não só de fé, mas de fidelidade que Abraão que Deus pede a Abraão. Solo che in questa storia Só que nessa história appare un proposito. aparece um propósito. Se noi vediamo tutto il contesto della storia di Abramo, Nós vimos todo o contexto da história de Abraão. che io voglio condividere con voi questa sera. Eu gostaria de dividir com vocês nessa noite, compartilhar.
che cosa è successo tra Dio e Abramo. O que aconteceu entre Deus e Abraão? Vi ricordate, Dio ha chiamato Abramo Vocês se lembram que Deus chamou Abraão quando era in una città lontana dalla terra di Canaan quando era numa cidade longe da cidade de Canaã e gli ha detto: Abramo, esci da questa città e disse: Abraão, sai dessa cidade e vai verso la terra promessa e vai em direção da terra prometida. e io lì ti darò una discendenza E ali eu te darei uma descendência che non si può contare, e não se pode contar, più numerosa delle stelle del cielo, della sabbia del mare. mais numerosa que as estrelas do céu e as areias do mar. Abramo Abraão non è che proprio era super convinto di questa promessa, não é que Abraão era super convencido dessa promessa, perché era già avanti con gli anni, no? porque Abraão era já muito em diante com os anos. Quindi lui ha sempre fatto tutto con la massima fede che poteva metterci, Ele fez tudo com o máximo de fé que ele podia colocar, ma i suoi dubbi ce li aveva, no? mas as dúvidas ele tinha. Ma nonostante questo, Mas não obstante isso, nonostante questi dubbi, essas dúvidas, guardate cosa fa Abramo. olhem o que faz Abraão. Abramo esce dalla sua città dove era prima Abraão sai da sua cidade onde ele estava e va verso la terra promessa. e vai em direção da terra prometida. E appena arriva nella terra promessa, E quando ele chega na terra prometida, vediamo in Genesi 12 al versetto 7, nós vemos isso em Gênesis 12, capítulo 7. Dio gli dice così: io darò questo paese a te e alla tua discendenza. E Deus diz: eu vou dar este país a você e a tua descendência. Discendenza che Abramo ancora non aveva. Uma descendência que Abraão não tinha. Abramo ancora non aveva figli Abraão não tinha filhos e era molto vecchio. e era muito velho. Ma nonostante questo, Mas mesmo assim, nonostante non vedesse questa promessa, mesmo que ele não visse essa promessa, guardate cosa fa Abramo. olha o que fez Abraão. Abramo, lì dove Dio gli dà questa promessa, Abraão, onde Deus deu essa promessa, costruisce un altare a Dio. constrói um altar a Deus. Dopo di questo, nel versetto successivo, Depois disso, no versículo seguinte, vediamo che Abramo parte dalla città dove ha ricevuto questa nós promessa vemos que Abraão sai da cidade em que ele recebeu essa promessa, va in un'altra città vai em uma outra cidade. e sapete cosa fa lì? Sabem o que ele fez ali? Costruisce un altro altare a Dio. Constrói um outro altar a Deus. Nel capitolo successivo No capítulo depois, vediamo che succedono diverse cose ad Abramo, nós vemos que acontecem várias coisas a Abraão. ma nonostante questo, Mas mesmo assim, sapete cosa fa Abramo? sabe o que Abraão faz? Chi vuole indovinare? Quem quer adivinhar? Os tinhos lá atrás. Abramo costruisce un altro altare a Dio. Abraão constrói um outro altar a Deus. E dopo di questo ne costruisce ancora un altro. Depois disso, ele constrói um outro. Insomma, Abramo continua a costruire altari a Dio per celebrare Dio, no? Abraão continua a construir altares a Deus para celebrar a Deus. Nonostante lui non possa vedere queste promesse. Mesmo que ele não consiga ver essa promessa, Poi però succede una cosa. mas depois acontece uma coisa, Una cosa incredibile. algo incrível. Abramo ha un figlio, Abraão tem um filho, Isacco. Isaac. La promessa di Dio comincia a compiersi. A promessa de Deus começa a se cumprir. E sapete cosa succede da dopo che Abramo ha Isacco? E sabem o que acontece depois que Abraão tem Isaac? Non si vede più Abramo costruire un altare. Não se vê mais Abraão que constrói um altar. Finché Abramo non aveva ricevuto la promessa, Até que Abraão não recebeu a promessa. continuava a celebrare Dio con questi altari. Ele continuava a celebrar a Deus com o seu altar. Ma dopo che Abramo riceve questa promessa tanto desiderata, Mas depois que Abraão recebe essa promessa que ele tanto queria, lui smette di costruire altari. ele para de construir altar. Fino al giorno in cui Até o dia em que Dio chiama Abramo Deus chama Abraão e gli dice: Abramo, e diz: Abraão, adesso tu vai là, você vai lá, costruisci un altare constrói um altar e ci metti sopra tuo figlio. e coloca em cima o teu filho. Il proposito, O propósito, oltre alla prova di fede che Dio ha dato ad Abramo, além da prova de fé que Deus deu a Abraão, è che Dio desidera é que Deus deseja che noi lo celebriamo. que nós o celebramos. Dio desidera che noi lo celebriamo. Deus deseja que nós o celebramos. In
In Isaia 29, versetto 13, Em Isaías 29, versículo 13, Dio dice così: Deus disse assim: il mio popolo o meu povo si avvicina a me con la mia bocca, chega perto de mim com a boca, mi celebra con le sue labbra, me celebra com os lábios, ma il suo cuore mas o seu coração è lontano da me. é longe de mim. Sapete, celebrare Dio Sabem, celebrar Deus non è quello che noi facciamo molte volte qua in chiesa, não é aquilo que nós fazemos muitas vezes aqui na igreja. che abbiamo fatto anche prima. Nós fizemos antes. Quando alziamo le mani, cantiamo celebra Dio con Quando le nós tue levantamos as mani. nossas mãos e cantamos. No, non è per forza questo celebrare Dio. Não é isso celebrar a Deus. Quando Dio dice io voglio che tu mi celebri, Quando Deus diz, eu quero que você me celebre. quando Dio ha chiamato Abramo, gli ha detto adesso vai là e costruisci un altro altare. Quando Deus chamou Abraão e disse, vai lá e constrói um outro altar. Non è che Dio volesse che Abramo andasse là soltanto per fare un edificio. Não é que Deus queria que Abraão fosse lá e fizesse um outro edifício. Dio voleva che Abramo avesse un cuore Deus vicino a Dio. Deus queria que Abraão tivesse um coração perto dele. Celebrare Dio significa avere un cuore che è Cele- votato a Dio, che è dato a Dio. Celebrar a Deus significa ter um core que é voltado para Deus. C'è scritto in Matteo, al capitolo 6, Tem escrito em Mateus capítulo 6 che lì dove c'è il nostro tesoro, que onde está o nosso tesouro, lì ci sarà anche il nostro cuore. ali também está o nosso coração. Allora la nostra domanda che potremmo farci questa sera Então a pergunta que nós podemos nos fazer essa noite è: dov'è il nostro cuore? é onde está o nosso coração? Oppure chi è il nostro tesoro? Ou quem é o nosso tesouro? O cos'è il nostro tesoro? Ou o que é o nosso tesouro? Perché se noi individuiamo cos'è o chi è il nostro tesoro, Porque se nós entendermos quem é o que é o nosso tesouro, allora lì sapremo dove sta il nostro cuore. então nós saberemos onde está o nosso coração. E Dio desidera una cosa: E Deus deseja uma coisa, che il nostro cuore que o nosso coração sia vicino a Lui. esteja perto dele. Allora possiamo cambiare la domanda. Então nós podemos mudar a pergunta. Il tuo tesoro è Gesù? O teu tesouro é Jesus? Il tuo tesoro è Dio? O teu tesouro é Deus? Il tuo tesoro è Cristo? O teu tesouro é Cristo? È una domanda per te, non sei costretto a rispondere a alta voce, no? É uma pergunta para você não precisa responder em alta voz. Ci sono vari motivi Existem vários motivos per cui noi potremmo dire che Gesù è il nostro tesoro. que nós podemos dizer que Jesus é o nosso tesouro. Ma Gesù è il tuo tesoro? Mas Jesus é o teu tesouro? Se Gesù è il tuo tesoro, se il tuo cuore è lì vicino a Lui, Se Jesus é o teu tesouro, se teu coração está perto dele, voglio questa sera mostrarti un modo eu quero essa noite te mostrar um modo per celebrare a Gesù. para celebrar a Jesus. L'altro giorno Outro dia, una persona mi ha fatto una domanda. uma pessoa me fez uma pergunta. Stavo dicendo a questa persona che avrei dovuto preparare la predicazione per questa sera. Estava dizendo para essa pessoa que eu precisava preparar a palavra para essa noite. E questa persona mi ha detto: ma sabato non ci sarà la festa del tuo compleanno in chiesa? E a pessoa disse, mas sábado não vai ter a festa do teu aniversário na igreja? Ho detto: sì, mi sembra di sì. Eu disse, parece que sim. Anzi, ringrazio tutti quanti per questa bellissima festa. Eu agradeço a todos por essa belíssima festa. Ma questa persona mi ha detto: ma scusami, c'è la festa del tuo compleanno e devi stare anche lì a predicare. Questa persona non è credente, ve lo dico già. E essa pessoa me disse, essa pessoa que não é cristã, ela me disse, mas vai ter a festa do teu aniversário e você vai ter que pregar no dia do teu aniversário? E questa domanda mi ha portato indietro di 3 anni. E essa pergunta me fez tornar atrás de 3 anos. Perché 3 anni fa, Porque 3 anos il atrás, primo anno che eravamo pastori, primeiro ano que nós éramos pastores, il giorno del mio compleanno no dia do meu aniversário, era proprio un sabato, era um sábado, era proprio il giorno di culto.
Era proprio um dia de culto. E io sono una di quelle persone, E eu sou uma daquelas pessoas. ero una di quelle persone, Eu era uma daquelas pessoas. che nel giorno del mio E compleanno no dia do meu aniversário, non volevo fare assolutamente nulla. não queria fazer nada. Quando andavo a scuola, io il giorno del mio compleanno non andavo mai a scuola. Quando eu ia para a escola, no dia do meu aniversário, eu faltava à escola. Ho cominciato a lavorare, il giorno del mio compleanno mi prendevo sempre permesso, malattia, il mio giorno del mio compleanno era per me. Quando eu comecei a trabalhar, no dia do meu aniversário, eu pedia licença, ficava em casa e não ia trabalhar. Ma quel giorno lì, no, di 3 anni fa, Mas aquele dia de 3 anos atrás, quando mi sono reso conto che il giorno del mio compleanno era proprio un sabato, quando eu me dei conta que o dia do meu aniversário é próprio um sábado, ho detto no, non è possibile, eu disse, não é possível. io non posso predicare, Eu não posso pregar. cioè è il mio compleanno. É o meu aniversário. Adesso chiederò all'Andrea, chiederò al presbitero Sandro, a missionaria Sandra, chiederò a qualcun altro, nel senso, io non posso Eu predicare. pensei, eu pedi para Andréia, para o presbítero Sandro, para a missionária Sandra, algum deles pregar no meu lugar. E che cosa è successo? Che mi sono messo a pregare in quella settimana E o que aconteceu? Que eu comecei a orar naquela semana e Dio mi ha fatto una domanda nella mia preghiera e Deus me fez uma pergunta na minha oração. e mi ha detto così, E me disse assim: secondo te segundo você, Gesù cosa ha fatto il giorno del suo compleanno? Jesus, o que ele fez no dia do seu aniversário? Secondo te Gesù si è rifiutato di fare del bene ai bisognosi? Segundo você, Jesus, no dia do aniversário dele, ele não queria fazer bem às outras pessoas? Si è rifiutato di fare delle cure? Ele rejeitou de fazer curas? Si è rifiutato di predicare nelle sinagoghe, insegnare ai suoi discepoli? Ele rejeitou de ensinar os discípulos? Ele rejeitou de pregar nas sinagogas? Quando lo Spirito Santo mi ha tirato le orecchie in questo modo, Quando o Espírito Santo me puxou a minha orelha nesse modo, ho deciso di predicare il giorno del mio compleanno. eu decidi que eu ia pregar no dia do meu aniversário. E mi ricordo il titolo della predica. E eu me lembro o título da pregação. Cosa farebbe Gesù il giorno del suo compleanno? O que faria Jesus no dia do seu aniversário? E dopo che insomma ho avuto questo ricordo quando questa persona mi ha fatto questa domanda, Quando eu me lembrei dessa recordação, quando essa pessoa me fez essa pergunta, io le ho detto, guarda, per me non è un peso predicare il giorno del mio compleanno Eu disse, o pra della mim- festa del compleanno. eu disse, para mim não é pesado pregar no dia do meu aniversário. Anzi, è una gioia doppia, É uma alegria dupla. perché questa sera io non sto solamente predicando, Porque essa noite eu não estou somente pregando, ma questa sera, oltre che predicare, io sto celebrando Dio. mas essa noite, além de pregar, eu estou celebrando a Deus. Perché dico questo? Por que eu digo isso? Perché la miglior forma di celebrare Dio Porque a melhor forma de nós celebrarmos a Deus è come la miglior forma di dimostrare il tuo amore alla persona che ami. é como a melhor forma de demonstrar o amor à pessoa que você ama. E qual è questo modo? Qual é esse modo? È rinunciare a qualcosa di tuo Renunciar a algo de teu, per dedicarlo, per darlo a lei o a lui. per dar a qualcun altro, a outra pessoa. E celebrare Gesù Celebrar Jesus è uguale. é igual. Il miglior modo per celebrare Gesù O melhor modo para celebrar Jesus è che tu possa rinunciare a qualcosa di tuo é que você possa renunciar a algo de teu per dedicarlo a lui. para dar a Ele. Forse io in questa giornata, in questa settimana, Talvez eu nesse dia, nessa semana, potevo dedicare molto più tempo a me senza avere tutti i pensieri della predica, l'ansietà, eccetera, eccetera. eu podia dedicar muito mais tempo para mim, sem pensar na ministração. Ma il rinunciare a questo tempo per me, Mas renunciar a esse tempo para mim, per dedicarlo a Dio, para dedicar a Deus, è celebrare Dio. é celebrar a Deus. In Matteo 25 Em Mateus 25, Gesù racconta di come saranno gli ultimi tempi. Jesus nos conta como serão os últimos tempos. Ci fa un'illustrazione che è molto divertente secondo me. Nos faz uma ilustração que é muito divertente. Praticamente ci sarà Dio Praticamente vai ter Deus e arriveranno da lui tutte le persone, no? Tutte le e anime, vão chegar até Ele todas as almas, che la Bibbia le chiama pecore e capre. que a Bíblia nos chama de ovelhas e bodes.
E le capre saranno quelle che, ahimè, non andranno in paradiso. Os bodes são aqueles que não vão no paraíso. E le pecore invece quelle che andranno in paradiso. E as ovelhas são aqueles que vão no paraíso. E allora Gesù dice che succederà più o meno così. Então Jesus diz que vai acontecer mais ou menos assim. Dio chiama tutte le pecore Deus chama todas as ovelhas e gli dice: voi state tutte a destra e diz: vocês estão todos à direita e gli altri tutti a sinistra. e os outros todos à esquerda. E dirà alle pecore: E vai dizer às ovelhas: voi siete benedetti vocês são benditos. e voi entrerete nel regno di mio Padre. Vocês vão entrar no reino do meu Pai. E vi spiego anche perché. E vou te explicar por quê. Perché io ero nudo Porque eu era nu, e mi avete vestito. vocês me vestiram. E io mi immagino ste pecore E eu me imagino essas ovelhas che guardano Gesù que olham Jesus e dicono: cosa stai dicendo? e dizem: o que você está dizendo? E Gesù continua: sì, io avevo fame e mi avete dato da E mangiare. Jesus continua: eu tive fome e vocês me deram de comer. E le pecore lo guardano: ma che qua impazzito? E as ovelhas olham e dizem: mas o que Jesus está dizendo? E gli dicono, e Gesù continua a dire: io ero ammalato, non vi ricordate? Mi avete dato da vestire, non vi ricordate che avete fatto questo? E Jesus diz: eu estava doente e vocês me deram E mi avete visitato. vocês me visitaram. E ero prigioniero e mi siete venuti a trovare. Eu estava na prisão e vocês vieram me visitar. E insomma, avete fatto tutte queste belle cose per me. Vocês fizeram todas essas boas coisas por mim. E le pecore guardano Gesù E as ovelhas olham Jesus e gli dicono: ma quando è che ti abbiamo visto affamato? Tu sei Gesù, quando è che ti abbiamo visto nudo? Quando è che ti abbiamo visto ammalato? e as ovelhas se perguntam: quando é que a gente viu você nua, doente e na prisão? E Gesù risponderà così: Jesus vai responder assim: in verità vi dico na verdade eu vos digo che ogni volta que todas as vezes che voi avete fatto una di queste cose que vocês fizeram uma dessas coisas a uno di questi miei fratelli, a dos meus irmãos, in realtà l'avete fatta a me. na realidade vocês fizeram para mim. Questo insegnamento di Gesù Esse ensinamento de Jesus della necessità del bene, del dare, del fare qualcosa per gli altri, da necessidade em dar e fazer o bem para os outros, nasconde un altro insegnamento dietro di questo. esconde outro ensinamento. Perché se una persona è affamata, Porque se uma pessoa tem fome, cosa possiamo fare per lei? o que nós podemos fazer por ela? Cosa possiamo fare? O que nós podemos fazer? Dimmi Voshin, dimmi Fabio. Dargli da mangiare. E come fai a dargli da mangiare? Como nós fazemos para dar de comer a essa pessoa? Preparando da mangiare, ho capito. Giusto, Così. preparando da mangiare. Ma che cos'è che ti Preparando prepari? a comida. Cosa potremmo dargli da mangiare? O que nós poderíamos dar para ele comer? Una feijoada. Uma Ottimo. Uma feijoada. Feijoada va bene. Uma feijoada tá bom. E come facciamo a fare la feijoada? Como nós fazemos para fazer a feijoada? Io non lo so, chiediamo alla Giosiani come si fa a fare la feijoada. Como que você faz para fazer a feijoada, Josiane? Bisogna andare al supermercato. Precisa ir per prima no cosa. supermercado, Dobbiamo comprar comprare i fagioli, o feijão, comprare la carne, comprar a carne, tanta carne, tanta carne, di più di carne. tanta carne, No, non è vero Paolo, vero? Zucchine e peperoni. abobrinha e E pimentão. insomma, bisogna fare tutta questa bella spesa. Nós precisamos comprar todas essas coisas. Quanto si spende più o meno? Quanto gasta mais ou menos? Per fare per 10 persone. Para fazer uma feijoada Così para già 10 facciamo i pessoas. conti perché appena viene freddo. 50 euro. 50 euros feijoada para Quanto tempo ci impieghi a fare la feijoada? Quanto tempo nós demora para fazer a feijoada? O quê? 3 ore. Allora abbiamo speso 3 ore più 100 euro, qualcuno ha detto anche. Nós gastamos 100, Caccina ha detto 100 euro. Per Nós quello gastamos Caccina 3 prepara per 100 persone, non per 10 persone. Nós gastamos Va bene. 3 horas mais 100 euros para preparar para 10 pessoas. Quindi Então, noi non abbiamo solamente
dato la feijoada per l'affamato. Nós não demos somente a feijoada para a pessoa. Noi abbiamo rinunciato Nós renunciamos a 100 euro a 100 euros della nostra spesa mensile. da nossas despesas mensais. Noi abbiamo rinunciato a alcune ore della nostra giornata Nós renunciamos algumas horas do in cui nosso potevamo dia, fare dell'altro quando nós podíamos fazer outra coisa, per dare da mangiare a una persona. para dar de comer a uma pessoa. Se noi andiamo a visitare un ammalato, Se nós vamos fazer uma visita a uma pessoa que está doente, noi dobbiamo tirare via del tempo dalle nostre attività nós devemos tirar do nosso tempo da nossa jornada per andare a visitare un ammalato. para visitar uma pessoa. Se noi dobbiamo trovare una persona in prigione, se noi dobbiamo dare da bere a qualcuno, tutte queste cose che Gesù ha detto e tutte le altre cose che possiamo fare per gli altri, Se nós formos visitar alguém na prisão e todas essas coisas que Jesus disse que nós temos que fazer, non sono solamente cose che noi diamo o facciamo, não são só coisas que nós damos ou fazemos. sono cose che prima di tutto richiedono una rinuncia da parte nostra. São coisas que, prima de tudo, antes de tudo, quer uma renúncia de nós. Ecco, guardate cosa dice Gesù alla fine di questa storia. E olha o que Jesus diz no final dessa história. Ogni volta che voi fate una di queste cose per questi miei fratelli, Todas as vezes que vocês fizerem uma dessas coisas para os meus irmãos, voi la state facendo a me, vocês estão fazendo para mim. ovvero voi state celebrando il mio nome. Vocês estão celebrando o meu nome. Celebrare Dio, Celebrar a Deus, celebrare Gesù, celebrar Jesus, richiede una rinuncia da parte nostra. nos pede uma renúncia da nossa Il parte. miglior modo in cui noi possiamo celebrare Dio O melhor modo que nós podemos celebrar a Deus è rinunciare a qualcosa di nostro, é renunciar a algo de nosso, un po' del nostro tempo, pouco do nosso tempo, un po' delle nostre passioni, pouco das nossas paixões, qualcosa che ci riguarda, algo que nos toque per dedicarlo a Dio. para dedicar a Deus. Questo in realtà Isso na realidade è l'insegnamento che ci viene dato col digiuno. é o ensinamento que nos vem dado com o jejum. Quando noi digiuniamo, Quando nós jejuamos, noi stiamo rinunciando a qualcosa, nós estamos renunciando a algo. ma noi non possiamo dire io oggi non mangio e basta. Nós não podemos dizer hoje eu não vou comer e basta. Quella è dieta, Isso é dieta. no? Una dieta proprio ferrea dove non si mangia niente. Uma dieta própria forte. Ma il digiuno è rinunciare al mangiare o a qualcos'altro O jejum é renunciar ao comer e algo mais per dedicare para dedicar quel tempo a Dio. aquele tempo a Deus. In questo modo, E nesse modo, attraverso il digiuno, através do jejum, noi celebriamo Dio. nós celebramos a Deus. Dobbiamo ritornare a celebrare il nostro Signore. Nós temos que voltar a celebrar o nosso Deus. Quello di cui io voglio parlarvi questa sera, di cui vi sto parlando e finirò a breve, E aquilo que eu estou falando com vocês essa noite è celebra Dio. é celebra o Deus. Celebra Dio. Celebra a Deus. Quanti di noi hanno motivi per celebrare Dio? Quantos de nós temos motivos para celebrar a Deus? E magari facciamo come Abramo, E talvez nós fazemos como Abraão, che riceviamo quello che desideriamo e nós recebemos aquilo que nós desejamos e ci dimentichiamo di celebrare Dio. e per questo. esquecemos de celebrar a Deus. C'era un pastore, un predicatore brasiliano Tinha um pastor, um pregador brasileiro, che una volta si è messo in una piazza que uma vez ele se colocou numa praça per fare un evangelismo para fazer um evangelismo e ha cominciato a predicare un sermone. e começou a pregar um sermão. Si intitolava 20 motivi per credere in Gesù. Ele tinha o título de 20 motivos para crer em Jesus. Ha cominciato col primo motivo, Começou com o primeiro motivo, secondo, il segundo, terzo. o terzo. Quando ha cominciato la piazza era piena di persone per ascoltarlo. Quando ele começou, a praça era cheia de pessoas para ouvir ele. Al quinto motivo la piazza era vuota. Quando ele chegou no quinto motivo, a praça estava vazia. Quindi io in questo momento non voglio dirti tutti i motivi che ci sono per celebrare Dio, Eu não quero te dizer hoje essa noite todos os motivos que você tem para celebrar a perché Deus. esistono migliaia di motivi per Porque celebrare existem Dio. milhares de motivos para celebrar a Deus. Da quando ci alziamo la mattina De quando nós nos levantamos de manhã, fino a quando andiamo a letto la sera, quando nós vamos dormir à noite, e anche durante la notte finché dormiamo. quando nós dormimos à noite. Ma io voglio chiedere a te quale motivo tu hai oggi per celebrare Dio. Mas eu quero te perguntar qual é o motivo que você tem para celebrar a Deus. Quanti motivi tu hai per celebrare Dio? Quantos motivos você tem para celebrar a Deus? E in quanti di queste benedizioni ti sei dimenticato di celebrare Dio? Em quantas bênçãos você se esqueceu de celebrar a Deus? Di ringraziare Dio? De agradecer a Deus?
La nostra sorella Natalia ci ha raccontato di una testimonianza bellissima la settimana scorsa. Nossa irmã Natália nos contou uma testemunhança muito linda. Anzi, quasi quasi, vieni a raccontarla qua a tutta la Vem aqui chiesa. nos contar, Natália. Leva o microfone lá, amor. È una testimonianza veramente miracolosa di cura da parte di Dio. É um testemunho realmente milagroso e de cura da parte de Deus. Credo che un giorno racconterà questa testimonianza. Eu creio que um dia ela vai nos contar essa testemunho. Ma quanti di noi hanno la possibilità di celebrare Dio per qualcosa di miracoloso che Lui ha fatto nella vostra vita? Mas quantos de nós temos a oportunidade de celebrar a Deus por algo de milagroso que Deus fez na nossa vida? So che un giorno ascolteremo la testimonianza di Edilson, Eu sei que um dia nós vamos escutar o testemunho de Edilson, delle cose miracolose che Dio ha fatto nel suo ritorno qua in Italia. das coisas milagrosas que Deus fez no seu retorno na Itália. Perché come la sua testimonianza ha edificato la mia fede, Porque como o seu testemunho edificou a minha fé, so che può edificare quella di tanti di noi. eu sei que pode edificar a vida de todos nós. Un giorno ascolteremo anche la testimonianza del nostro fratello Kiko. Um dia nós vamos ouvir o testemunho do nosso irmão Kiko. Oggi lo vedete lì con questa armatura addosso, Hoje vocês veem ali com essa armadura, l'armatura del cristiano, a armadura do cristão, gli Efesini 6. Efésios 6. Ma non tutti sanno che ha passato per un brutto incidente. Mas não todos vocês sabem que ele sofreu um horrível acidente. E ci è capitato a me e a Andrea di vederlo nella sala operatoria in ospedale. E aconteceu que nós o vimos na sala de operação. E sono sicuro che un giorno ascolteremo anche la sua testimonianza. Eu tenho certeza que um dia nós vamos ouvir o seu Perché penso che testemunho. anche tu hai tanto da ringraziare e celebrare Dio. Eu sei que você tem muito a agradecer e celebrar a Deus. Non solo per quest'ultimo miracolo che ha fatto, ma per tante cose che ha fatto nella tua casa, nella tua vita. Não só por esse último milagre que ele fez, mas por tantas coisas que ele já fez na sua casa e na sua família. Tanti di noi, forse tutti noi abbiamo motivi per celebrare Dio. Todos nós temos muitos motivos para celebrar a Deus. E io voglio invitarti, inizia a celebrare Dio. Eu quero te convidar, começa a celebrar a Deus. Inizia a celebrare Dio. Começa a celebrar a Deus. Inizia a fargli capire quanto tu realmente lo ami. E começa a entender Deus quanto realmente você o ama. Inizia a fare delle piccole rinunce della tua vita per dare qualcosa di grande a Lui. Começa a fazer pequenas renúncias para dar algo de grande a Deus. Mi è già capitato di sentire questo, no? Che ci sono persone che mi dicono così: Eu já ouvi isso uma vez. Dio ha fatto tanto nella mia vita, Deus me fez tanto na minha vida. Dio ha fatto grandi cose Deus fez grandes coisas e cose che ho già testimoniato e coisas que eu já testemunhei. e io credo in Dio, E eu creio em Deus. ma ci sono situazioni Mas existem situações che non cambiano, que não mudam. esistono problemi Existem problemas che Dio non risolve. que Deus não resolve. Non riesco a vedere la promessa di Dio, Eu não consigo ver a promessa de Deus. un po' quello che avrebbe potuto dire Abramo a suo tempo, Pouco aquilo que nós poderíamos dizer a Abraão no seu tempo. quando ha ricevuto una promessa da Dio Quando ele recebeu uma promessa de Deus, e non poteva vedere quella promessa. não podia ver essa Era promessa. qualcosa di incredibile. Era algo de incrível, No, inaccreditabile. inacreditável. Come si dice in italiano? Inaccreditabile. Non lo so come si dice in italiano. Era qualcosa che non sarebbe mai potuto accadere, no? Era proprio un miracolo. Era algo que não podia nunca acontecer, era um milagre. Ma nonostante questo, Mas mesmo assim, Abramo ha messo la sua fede in questo. Abraão colocou a sua fé nisso. Ci sono promesse da parte di Dio Existem promessas na parte de Deus che noi non possiamo vedere, que nós não podemos ver. ma proprio perché noi non le possiamo Mas vedere, próprio porque nós não podemos ver, noi possiamo credere. nós podemos crer. E quando noi crediamo in queste promesse, Quando nós cremos nessa promessa, entra in noi entra em nós un incredibile peso di vita um eterna. incrível peso da vida eterna. Questo è quello che ci dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi. Isso é aquilo que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Dice così: perché la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo non verso le cose che si possono vedere, ma verso le cose che non si possono vedere, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma le cose che non si possono vedere sono per l'eternità.
Por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação deve ser leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando della vita eterna, sta parlando del futuro, qualcosa che noi vivremo un giorno. Aqui o apóstolo Paulo está falando não das coisas terrenas, mas das coisas eternas, daquelas que nós vamos viver um dia. Ma sta anche dicendo Mas também está dizendo che se noi crediamo oggi nelle promesse del futuro, que se nós crermos hoje nas promessas do futuro, nelle promesse che noi non possiamo vedere, nas promessas que nós não podemos ver, questa nostra fede essa nossa fé produrrà in noi un peso di vita vai eterna. produzir em nós peso da vida eterna. Io voglio invitarti a alzarti in piedi. Gostaria de te convidar a levantar em pé. Mi hanno chiesto di essere breve oggi, Me pediram para ser breve hoje. ma ciò che voglio ancora una volta dirti Mas aquilo que eu quero te dizer essa noite, è celebra Dio, celebra a Deus. celebra Dio. Celebra a Deus. In quello che tu puoi vedere, in quello che tu non puoi vedere, Naquilo que você pode ver, naquilo que você não pode ver. celebra Dio. Celebra a Deus. Ci sono cose che tu pensi non possono cambiare nella tua vita. Existem coisas que você pensa que não pode mudar na tua vida. La parola di Dio ci insegna una cosa. A palavra de Deus nos ensina algo. Abramo ci insegna una cosa. Abraão nos ensina algo. Anche se non lo puoi vedere, Mesmo que você não possa ver, anche se sembra impossibile, mesmo que parece impossível, continua a celebrare Dio. continua a celebrar a Deus. Perché in Dio, Porque em Deus, nella potenza del ruggito di quel leone che abbiamo cantato prima, porque no poder do rugir do leão que nós cantamos antes, c'è abbastanza potere per fare l'impossibile nella tua vita. tem tanto poder para fazer o impossível na tua vida. Io voglio invitarti a fare una preghiera in questo momento. Eu gostaria de convidar para você a fazer uma oração neste momento. È una preghiera che faccia vivere in te E uma oração que faça viver em você il desiderio di tornare a celebrare Dio. o desejo de voltar a celebrar a Deus. Se tu hai smesso di celebrare Dio nella tua vita, Se você parou de celebrar a Deus na sua se vida, tu hai smesso di lodarlo con le tue mani, con la tua voce, se você parou de louvar Ele com as suas mãos e com a sua voz, se tu hai smesso di celebrarlo rinunciando a piccole cose nella tua vita per dedicarle a Lui, se você parou de celebrar Ele, renunciando a pequenas coisas para celebrar a Ele, Dio ci dà un insegnamento oggi. Deus te dá um ensinamento hoje. Anzi, Dio ci rivela qual è un suo desiderio. Deus te revela qual é o seu desejo. Dio desidera che tu torni a celebrarlo. Deus quer que você o torne a celebrá-lo. Dio desidera che tu torni a mostrargli quanto tu lo ami. Deus quer que você queira mostrar a Ele o quanto você o ama. Lui ti ha già dimostrato quanto ti ama. Ele já demonstrou para você o quanto Ele ama Te você. l'ha dimostrato sulla croce, Ele demonstrou para você sobre a cruz, ma te lo dimostra ogni giorno. mas Ele demonstra para você todos os dias. E credo che ognuno di noi E creio que cada um de nós possa avere motivi per vedere questo amore di Gesù nella sua vita. possa ter motivos para ver o amor de Deus na sua vida. Possa vedere come Dio ha trasformato la casa di qualcuno. Possa ver como Deus transformou a casa de alguém. Possa vedere come Dio ha portato cura miracolosa nella vita di qualcuno. Possa ver que como Deus trouxe cura e milagres na vida de alguém. Possa vedere come Dio ha portato consolazione a un cuore che non pensava di poter essere più felice. Possa ver como Deus trouxe consolação a um coração que não pensava de ser feliz. E tante cose ancora che Dio ha fatto nelle vostre vite. Tantas coisas que Deus fez na tua vida. Dio ti ama. Deus te ama. Merita che tu dica che Lui è il tuo tesoro Deus, Ele merece que você o diga que Ele é o teu tesouro. e che il tuo cuore possa riposare. Que o teu coração possa repousar. Amen. Amém? Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti questa sera, Signore, per tutto ciò che tu hai potuto ministrare ai nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, che tu possa far risvegliare in noi, Signore, la gioia e il desiderio di celebrare il tuo nome. Che noi possiamo, Signore, ricordarci ogni giorno come possiamo fare questo. Togliere qualcosina alla nostra vita per poterlo dare a te,
per poterlo dare agli altri, per poterlo dare ai nostri fratelli, affinché tu possa essere celebrato e glorificato dalla nostra vita. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa essere come Abramo, anche quando tutto sembra impossibile, anche quando non sembra ci siano motivi per celebrarti e per ringraziarti, che ognuno di noi possa alzare un altare nella propria vita. Signore, non farci mai togliere questa gioia di celebrare il tuo nome, di ringraziarti, di dimostrarti quanto noi ti amiamo, così come tu ci hai amato, come tu ci ami, che anche noi possiamo dare a te qualcosina della nostra vita per dimostrarti il nostro amore per te. Io ti ringrazio, Padre, ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Aspetto, vieni, fai
vicino a me, fammi restare. Io voglio la tua presenza, il desiderio voglio alzare a te la mia voce, la tua. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, Gesù, è il desiderio del mio cuore. Io voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei, Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, sei vicino a me, qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me, fammi restare qui. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me, fammi restare qui con te, qui con te. Amen. Prima di terminare il culto, passare al momento gioioso della festa, non possiamo dimenticarci di una nostra sorellina che è stata ricoverata in ospedale. Io vorrei chiedere a Leonardo e Daniel se possono venire qua. La nostra sorella Clara, la figlia di Leonardo, è stata ricoverata l'altro giorno in ospedale. I medici non sanno che cosa abbia, non riescono a capirlo. Lei sta male da diverse settimane, che non sta per niente bene. E oggi noi vogliamo fare una preghiera per lei, come Chiesa, no? Come uno in Cristo. Come abbiamo pregato sempre quando qualche nostro fratello, qualche nostra sorella si trova in queste condizioni, in queste situazioni. Perché io credo che Dio ascolti la nostra voce quando noi insieme chiediamo qualcosa a Lui. Per questo io ti chiedo, indipendentemente dal tuo livello oggi di fede, dal tuo stato spirituale, che in questo momento tu possa pregare per questa ragazza che sta passando per questo momento difficile. Che Dio possa togliere ogni dolore dal suo corpo, che i suoi esami possano essere perfetti, che presto possa ritornare qua insieme a noi a celebrare Dio, con un motivo in più per celebrare il suo nome. Ti invito, se puoi, alzare la tua mano oggi verso Leonardo, verso Daniel, come rappresentanti di questa casa, che Dio possa aiutare ognuno di loro in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo mettere davanti a te questa sera la nostra sorellina Clara. Che tu, Padre, possa compiere un miracolo, Signore, nella sua vita, in questa cura per la quale già da tanto stiamo e stanno pregando, e che, Signore, oggi sta colpendo forte, Signore, questa tua figlia.
Io ti chiedo, Padre, che tu possa visitare questa stanza di ospedale, Signore. Che il tuo Spirito, Signore, possa essere con lei, donandole forza, Signore, donandole coraggio in questo momento. Ma ti chiedo anche, Padre, che tu possa liberare una guarigione miracolosa sulla sua vita. Che tu, Padre, possa venire a compiere, Signore, quei grandi miracoli che già ti abbiamo visto fare, Signore. Che, Signore, lei possa tornare presto qua per adorare e celebrare il tuo nome, con un motivo in più, Signore, per adorarti e ringraziarti. Io ti prego anche per tutta, Signore, questa famiglia che sta passando, Signore, per questo momento difficile, Signore. Che, Signore, tu possa venire a rinvigorire ogni giorno le loro forze, dargli speranza, Signore, la certezza della cura, Signore, di Clara, la certezza che il miracolo sta per arrivare, che anche loro possono venire a celebrarti, Signore, sapendo che le promesse ancora non si vedono, ma che presto si vedranno, e sarà un momento di grande gioia per tutta questa casa, per tutta questa chiesa. Io ti prego, Dio, per Clara, vieni a visitarla e dalle, Signore, la guarigione di cui ha bisogno, nel nome di Gesù. Amen. Amém? Possiamo accendere le luci? Chiamiamo le persone che fanno compleanno oggi. Chiamiamo le persone che fanno compleanno, vedi? Così vi voglio. Una chiamata e ieri è successa una cosa impressionante. Erano qua i bambini che giocavano e urlavano e correvano di tutto. Adesso facciamo un culto, andate a prendere la Bibbia. 2 minuti dopo era già con una Bibbia in mano, seduti, e ho detto, Enrico, vai per favore fare un culto perché bravissimi questi nostri pretins, amen? Pastore, anche tu fai compleanno oggi? Amen? Chiamo qua il presbitero Sandro, vieni a fare una preghiera per i nostri fratelli che fanno compleanno oggi. Alziamo le mani per i fratelli che compiono gli anni. Padre Santo, in questo momento ti chiediamo di scendere sopra questi nostri fratelli che compiono gli anni, che tu possa donare a loro in questo anno che verrà delle novità, delle prospettive nuove, un cuore aperto alle persone con cui loro vivranno, un cuore aperto per ciò che loro faranno e dove cammineranno. Che tu possa donare un cuore puro, un cuore pieno di amore, che loro possano stare con le loro famiglie con gioia, con serenità, e che possano avere un anno pieno di gioie e di tranquillità, veramente. Che Dio possa fare questo in nome di Gesù. Amen. Amém? Temos um vídeo para nós. Abbiamo un video per il pastore, un piccolo video. Puoi stare lì?
Ho pianto io e non lui. Amen. Volevo chiamare qua due rappresentanti delle nostre donne e i rappresentanti dei nostri uomini per fare gli auguri al pastore, una parolina. Signora Sandra e presbitero Sandro. Pace del Signore. Cosa dire al nostro pastore? Ma io un versetto che parla tanto al mio cuore e penso che questo versetto lei lo vive, che si trova in Giovanni 7, versículo 37, che dice così: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém teve sede, venha a mim e beba. Io penso che questa è proprio la chiamata che il Signore ha fatto per Pastore Enrico, perché qualcuno le ha offerto questa acqua e lui l'ha voluto bere di questa acqua. Io posso dire che io e la mia casa, noi amiamo la porzione che lei porta dentro di sé. Quello che noi stiamo imparando ogni giorno è la tua crescita è la nostra crescita. La tua crescita è la crescita di questa chiesa e noi stiamo crescendo insieme. Lei è per noi un esempio, un grande esempio di uomo che ha voluto bere di questa acqua. Ti vogliamo bene. Amen. Io come rappresentante degli uomini vogliamo augurare un buon compleanno al nostro pastore, gli vogliamo augurare un anno pieno di conquiste e di vittorie. E poi il Signore mi manda anche a mandarti un messaggio che ti servirà. Sai già dov'è sto versetto qua, conoscendo bene la Bibbia, lui conosce questo versetto, ma il Signore vuole dire a lui queste parole, che dice così: alzati dunque e attraversa questo Giordano, tu con tutto questo tuo popolo. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè sarò con te e non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri. Sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese e prospererai. Non te l'ho io forse comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Che Dio ti benedica, Enrico, che Dio sia con te, che lo Spirito Santo scenda copiosamente nella tua vita ogni giorno. Amen. Amém? Adesso abbiamo un video del pastore Subirà che voglio fare. Scherzo. Devo farti gli auguri. Non scherzo. Alziamoci in piedi in questo momento. Non c'è l'augurio del pastore Subirà, ma posso farti io gli auguri.
ringraziando Dio della benedizione che tu sei nella mia vita e della tua scelta, perché non ho mai conosciuto qualcuno di così intelligente nella mia vita, ti ho sempre detto. E potevi fare qualsiasi cosa nella tua vita, potevi scegliere, tu hai scelto di seguire quello che Dio mi ha dato nelle mie mani, quello che era il mio percorso di vita. Tu hai cercato, hai scelto di conoscere quello che Dio mi aveva insegnato e ti sei innamorato di Dio e oggi sei il mio pastore, mio maestro, mio amico e la persona che più mi protegge al mondo. Quindi io ringrazio Dio veramente, perché noi non sappiamo quello che vogliamo, noi non sappiamo quello che vogliamo, ma Dio sa quello che noi abbiamo bisogno. Io so che in tutta la mia vita non avevo bisogno di qualcuno come te, che abbia la pazienza, la mansuetudine e l'amore che tu hai per insegnarmi ogni giorno a camminare ancora di più vicino a Dio. E vederti ogni giorno quando mi alzo che leggi la Bibbia, mezzogiorno che leggi la Bibbia, la sera che leggi la Bibbia, per me è un esempio di fede cristiana e questo mi invoglia a fare di più, a migliorarmi ogni giorno. Quindi io ringrazio Dio prima di tutto perché tu sei mio marito e anche mio pastore che mi insegna ogni giorno. So che non sono Subirà, ma io ti ammiro più di Subirà sicuramente. Amen. Ringrazio Dio e penso che questa chiesa ti conosce e sa chi tu sei e sa le scelte che tu hai fatto. Penso che la scelta più grande che io dico che lui ha fatto è perdere l'orgoglio di cui la loro famiglia lo guardava. La loro famiglia avevano tanti piani per lui, avevano tante storie per lui, avevano scritto, ma lui ha deciso di perdere questo sguardo di orgoglio che aveva la sua famiglia verso di sé, l'ammirazione e il percorso che la sua famiglia aveva verso di sé per seguire i passi che Gesù aveva per lui. E quindi questo mi fa essere tanto orgogliosa del mio marito. E quindi ringrazio Dio e quindi volevo che tu alzassi la tua mano ancora una volta. Sto parlando troppo e dopo vado a vedere nei video e mi vergogno di come ho parlato. Alzate la vostra voce e preghiamo insieme per lui ancora una volta, ringraziando il Signore per questo nuovo anno e per questo percorso che lui ha fatto con Dio. Sono 13 anni di credente e gloria a Dio per questo. Padre, nel nome di Gesù, noi come Chiesa del Signore, noi vogliamo benedire il nostro pastore, colui che il Signore ha messo, Signore, nella direzione di questa Chiesa, Signore. Grazie, Signore, perché lui ha la pazienza. Grazie perché lui è il pastore che questa Chiesa ha bisogno in questo momento, Signore. Grazie, Signore, perché lui è una voce in questa nazione, Signore. Grazie per il suo sì, Signore. Benedice, Signore, lo protegge, Signore, ogni giorno, Signore. Protegge, Signore, contro le sue paure, Signore. Protegge, Signore, contro le sue debolezze, Signore. Protegge il suo cuore, Signore, contro le frecce di Satana che verranno contro di lui, perché noi sappiamo che ogni giorno Satana cerca di sconfiggere, Signore, coloro che sono scelti dal Signore, Padre. Ma noi dichiariamo la tua protezione sulla sua vita, Signore. Coprilo con il tuo sangue, Signore. Rivestilo, Signore, ogni giorno, Signore. Proteggilo, Signore, e guidalo, Signore, perché lui può essere, Signore, qualcuno che il Signore ha scelto per questa nazione soltanto se lui è guidato da te ogni giorno, Padre. Io chiedo questa sera, Padre, guidalo, Signore, ogni giorno di più, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie mille a tutti quanti. Io non piango perché sono flemmatico, i flemmatici non piangono proprio per tradizione, quindi. Però sono molto molto commosso, vi ringrazio tutti veramente. Adesso avete capito perché per tutto l'anno quando viene qualcuno a fare i compleanni sono così felice, no? Che passi un po' di vergogna, perché quando tocca a me c'ho una vergogna gigantesca da passare, quindi devo vendicarmi su tutti quelli che passano i compleanni, soprattutto la di Eula, no? Va bene, dai, vi ringrazio tanto veramente, non ho parole, non solo per la festa ma per tutto quanto. Grazie a voi che ogni giorno io mi avvicino di più a Dio.
grazie a tutte le situazioni che sorgono, grazie a tutte le parole, i consigli, tutto ciò che riguarda la vita della nostra Chiesa. Attraverso di voi io ogni giorno mi avvicino di più a Dio e per questo vi ringrazio di cuore. Facciamo una preghiera finale, sì. Preghiamo già per il cibo, no? Che siete tutti quanti, dai, se no dopo bisogna aspettare di pregare anche per il cibo. Amen. Ti ringraziamo Signore allora per questa serata, ti ringraziamo per quello che sta per arrivare e già Signore ti preghiamo di benedire tutto il cibo che troveremo, che possa essere veramente un momento di comunione, un momento particolare, speciale per le nostre vite. Benedici ogni casa Signore qua rappresentata, porta Signore la tua presenza, porta Signore il tuo amore, la tua unione, porta ancora una volta la tua cura Signore dove c'è bisogno della tua cura, che ogni famiglia possa essere benedetta nel tuo nome. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.